Stanno bussando. Bussano, sì, perché ci sono molte espressioni della napoletanità e della cultura napoletana. Però certe cose bisogna capirle fino in fondo. Questo stavo Non è che dici capitone e lo dici così. Sta per suonare di nuovo il campanello. Il professore Amedeo Colella! Allora, professore, un regalo anche il prof. Un regalo però, lì. No, è l'unico vero, grazie. Ne era rimasto uno solo serio. No, è Babbo Natale. Allora, il professore è il più grande esperto di napoletanità, intesa fino in fondo. Allora, guarda. Allora, prof. Tu allievo sempre. No, amore di figurate. I sono bidelli. Allora, professore, noi insomma mangiamo il capitone a Natale, però io non capisco da dove deriva tutto ciò. Beh, ne avete mangiato di tutto su questo tavolo fino a questo momento. Ma la Palantone il 95%. Esatto, il Natale napoletano è soprattutto un Natale religioso, ma è soprattutto un Natale gastronomico. Sì. Perché è vero che noi possiamo mangiare i piatti delle feste quando vogliamo noi, no? Però all'approssimarsi delle feste vogliamo mangiare come mangiavo nonna, come mangiava papà, no? I piatti. Non è Natale senza insalate rinforzo, no? Non è Natale senza una manesta ammaratata. Quello che abbiamo mangiato prima, i pezzi di baccalà, ma soprattutto non è Natale senza un capitone, come ci diceva Caterina prima. Il capitone è indispensabile, perché il capitone è una simbologia religiosa precisa. Sapete, il capitone va mangiato perché il capitone è il serpente, e il serpente è il demonio. Quindi azzannare il pezzo di capitone prima di Natale vuol dire simboleggiare il Cristo nascente che ha la meglio sul demonio, quindi sta da mangiare. Però ultimamente sto capitolo non piace più, ogni anno rimane sempre sto capitolo. L'anno che viene non cattiamo più, che rimane sempre sulla tavola, non piace tantissimo, e soprattutto ai giovani, i quali invece peraltro mangiano tutt'altro tipo di pesce, mangiano pesce crudo oggi, tu sai, no? Noi siamo stati abituati al motto carne cruda e pesce cotto, i giovani moderni mangiano solo pesce crudo. Sì. E infatti l'anno scorso, complice la pandemia, complice il fatto che il capitone non va più, insomma non piace più, c'era una pescheria a Montesanto che gli erano rimasti un mare di capitoni, veramente non sapeva come fare. E allora la genialità del popolo napoletano, tu sai che noi siamo accreditati in tutto il mondo di saper avere una grande dote, quella di riuscire sempre a risolvere i problemi. Nel mondo lo chiamano la capacità di problem solving, a Napoli la chiamiamo una pezza a colore, cioè noi mettiamo sempre. E allora lui pensò, qua i giovani, sì, siamo bravi in questo. Pensò, i giovani moderni mangiano solo pesce crudo, come vende lo capitone a sushi. Prese un cartello e scrisse sushi di capitone. Così pensai. Allora la mia idea di quest'anno è o capitone sa da mangiare per devozione, o ce lo mangiamo fritto come dice Caterina, o ce lo mangiamo con i giovani a sushi, perché questa è la grande capacità dell'etnia partenopea. Noi pigliamo il meglio dal mondo e poi lo facciamo come diciamo noi, no? Come il sushi di capitone. Guarda, faccio l'ultimo esempio. Recentemente è arrivato con tutti i dolci straordinari che teniamo della nostra pasticceria, babà, sfugliatello, pastieri, i meglio dolci del mondo. È arrivato un dolce dall'Inghilterra, insignificante, costa 3 euro, non si inganna e non sa niente, si chiama muffin, no? Ma ovviamente noi siamo un'etnia di accoglienza e di integrazione, abbiamo accolto anche il muffin, però poi lo facciamo a modo nostro. Questa è la grandezza del popolo napoletano. Infatti a Via Duomo ho visto un geniale fornaio che ha fatto il primo muffin cicle e ricotta, ecco, perché poi lo prendiamo e lo facciamo come diciamo noi. Che bellezza, che bellezza. E poi è arrivato anche un'altra cosa e poi basta. No, dilla. È arrivato anche un altro, faccio un esempio, noi accogliamo tutti, abbiamo accolto il kebab, mo sta città sta chine kebab, no? Solo che noi la carne pieghere non tanto, che ossa e malossa, carne pieghere è tutto ossa. Però come sempre noi prendiamo il meglio del mondo e poi lo personalizziamo a modo nostro. Infatti in città, nel centro storico, ho visto il primo kebab, Saciccia e Friariella, perché lo facciamo come diciamo noi. Questa è la nostra etnia, dobbiamo essere orgogliosi di appartenere all'etnia di questo popolo che ha sempre preso il meglio dal mondo. Ma che bello. E ha dato anche il meglio al mondo, non lo dimentichiamo mai. Abbiamo tanto mondo a Napoli, ma c'è sempre un po' di Napoli in tutto il mondo. Ma che meraviglia, che bello, l'ascolterei per ore, il professorissimo Amedeo Colella. Grazie, al Peppinelli. Grazie Amedeo, grazie. Ma ci stai per il finale? Ci sto. Allora tra poco anche il professore. Allora io sì.